Ritirati Velasquez Lux e Aliante Regal, sono quindi 8 i cavalli al via in questa Gentleman sul miglio. 3 Esir Selva, 4 Bomber B, 5 Ubi Maior Regal, 6 BB King dei Veltri. In seconda linea 7 Achille K, 8 Allocco Jet, 9 Anteo del Ronco, 10 Zandroz. Favori in chiusura che si contendono Esir Selva, Zandroz e Anteo del Ronco sopra a tutti, giocati però anche Achille K e BB King dei Veltri, macchina che accelera. In partenza lottano subito Bomber B e BB King dei Veltri, con al largo BB King che cerca di sopravanzare Bomber B, che però replica, e quindi BB King deve adeguarsi all'esterno perché il posto sotto non c'è. Sarà sotto infatti Esir Selva, mentre in terza posizione Seb Ubi Maior Regal. Se ne vanno i primi 400 metri di gara, insiste ancora all'attacco e dopo 400 metri in 28,6 passa BB King dei Veltri con spesa quindi notevole. In terza posizione si mantiene Esir Selva, poi Ubi Maior Regal e via via tutti gli altri, con i cavalli che dalle retrovie cercano ora di risalire sul rallentamento operato dal leader. Intanto c'è stato numero 3 Esir Selva squalificato. E così in terza ruota c'è la progressione decisa da parte di Anteo del Ronco, che dopo 800 metri sopravanza Achille K e cerca di portarsi a ridosso di BB King dei Veltri. Cavalli sulla penultima piegata, con chilometro che viene percorso nell'ordine del 1:14,8. BB King dei Veltri, che ha speso comunque molto in partenza, viene ora preso sotto tiro da Anteo del Ronco, ma replica ancora molto bene. E siamo a 400 dalla conclusione, un parziale ora in 14,5. BB King leader, poi Achille K in seconda posizione in corda, all'esterno insiste Anteo del Ronco, cerca di farsi luce anche Allocco Jet. Indietro anche Zandroz, completamento della piegata, ingresso in retta d'arrivo con BB King dei Veltri in vantaggio. BB King con Achille K che scatta all'interno. Finale anche con Zandroz a centropista, battute conclusive all'interno, passa per vincere Achille K con Thomas Manfredini. 1:15,1 il ragguaglio conclusivo, 39 a chiudere, erano tutti un po' stanchi, ma Achille K in open stretch ha avuto ragione di tutti gli avversari e nel finale riesce a prevalere su BB King dei Veltri, che nel finale cala e viene sopravanzato da Ubi Maior Regal e Zandroz, che finiscono molto vicini per il secondo posto, superando comunque BB King dei Veltri, a ridosso anche Allocco Jet. La vittoria però non sfugge ad Achille K e Thomas Manfredini. Il training è quello di Afrem Schmidra per conto della signora Giulia Leonardi.